Buonasera, vi presento il relatore di oggi, il professor Martino Bolognesi. Il professor Bolognesi è stato professore di chimica biologica a Genova e ha insegnato anche altri corsi come biologia strutturale, biocristallografia nel famoso CBA. È passato poi all'Università di Milano, si è laureato a Pavia, ma ha fatto i suoi studi anche in altre università europee e statunitensi, nell'Università dell'Oregon, al Max Planck Istituto di Biochimica di Martins-Rild, dove ha lavorato col premio Nobel Ruber, e ha fatto appunto la sua carriera accademica a Pavia, Genova e poi Milano. Si è occupato di studiare la struttura tridimensionale delle molecole organiche utilizzando all'inizio la tecnologia della diffrazione dei raggi X, che è la cosa storica, perché con la diffrazione dei raggi X è stata identificata per la prima volta la struttura del DNA e quindi si è partito da un aspetto storico, però poi ha continuato e adesso si occupa di criomicroscopia elettronica, cioè ha un apparecchio estremamente importante, estremamente versatile, che adesso ci spiegherà come è fatto e a quali risultati può portare e ha portato. Ovviamente è autore di numerosissime pubblicazioni e tra gli altri impegni che ha adesso è organizzatore per il prossimo convegno della FEBS, che è la Federazione Europea delle Società di Biochimica, insieme ad altri colleghi. Io direi di non aggiungere altre parole, ti lascio il microfono e ti ascoltiamo con interesse. Ti ringraziamo anche di essere venuto. No, se vuoi, prego in mano, dai, non c'è problema. Va bene, grazie, è un piacere di essere qui, di rivedere alcuni amici, insomma, anche dopo tempi un po' dilatati. Vi intratterrò su quello che è stato il mio excursus, diciamo, scientifico negli ultimi 40-50 anni da un certo punto di vista, nel senso che seguirò in un certo senso un percorso storico e dunque per andare avanti scusami, sono quelli verticali, destra e sinistra, ok? Benissimo. Io mi definisco un biologo strutturale, nel senso che ho sempre studiato la struttura tridimensionale, possibilmente a risoluzione atomica, quindi andando a vedere dove sono posizionati i diversi atomi nelle macromolecole biologiche. Diciamo, qui in tutto mi sono sempre occupato di proteine o di complessi di proteine con acidi nucleici. Ho iniziato questo con la cristallografia raggi X. Perché la cristallografia raggi X? Perché, vedete, qui c'è una piccola scala, diciamo, delle lunghezze d'onda espresse in metri delle radiazioni elettromagnetiche, in cui vediamo che per risolvere, cioè vedere i dettagli di un qualsiasi oggetto, è necessaria una radiazione elettromagnetica di opportuna lunghezza d'onda. Per esempio, nella zona del visibile noi vediamo oggetti che forse sono delle dimensioni della cellula se siamo aiutati da un microscopio ottico, e ovviamente oggetti di dimensioni maggiori. Se noi usiamo onde radio, per esempio, con un radar vediamo una nave al largo, diciamo, quindi risolviamo un oggetto molto grande. Se vogliamo andare a vedere gli atomi in una proteina, abbiamo bisogno della zona dei raggi X. Poi vedremo che quindi raggi X, radiazione dei sincrotroni, di cui parleremo tra poco, e quindi arriviamo alla struttura delle proteine. Quindi in questa
ci porta direttamente nell'ambito, diciamo, della biologia subcellulare, direi, e vedete che per ogni quesito biologico nella parte destra della diapositiva noi abbiamo delle tecnologie oggi che ci permettono di risolvere, diciamo, dettagli che vanno dall'organello subcellulare fino appunto alla molecola, alla proteina, agli acidi nucleici. E io, anche questo diagramma è organizzato verso lunghezze d'onda decrescenti, quindi qui siamo di nuovo nella zona delle lunghezze d'onda dell'ordine di un angstrom, quindi 10 alla meno 10 metri, e io mi occuperò appunto in una prima parte della cristallografia a raggi X, che storicamente ci ha portato a risultati molto interessanti, e poi successivamente della criomicroscopia elettronica, che oggi sta dando, come vedete dal posizionamento di queste barre, sta dando risultati paragonabili. Per correttezza devo dire che anche la risonanza magnetica nucleare è attiva in questo campo, non è il mio settore, quindi non ne parlerò per evitare anche di dire delle cose sbagliate. Questo che vedete è un istogramma che mostra lo sviluppo del Protein Data Bank. Il Protein Data Bank è la base di dati in cui vengono depositate le strutture tridimensionali delle proteine, quindi le posizioni di tutti gli atomi che costituiscono una proteina, a partire dal 1976, quando è stato aperto il database, fino ad arrivare a oggi. Abbiamo circa 225-230 mila strutture di proteine note. A me piace molto questo grafico perché io mi sono laureato nel 1974 ed è un po' l'escursus della mia vita. Ho visto crescere questo database negli anni e ho contribuito, insomma, a circa 500 delle strutture che vedete qui dentro. E vedremo perché. Allora, distinguiamo un attimo le due tecniche di cui parliamo oggi. Partiamo magari dalla microscopia elettronica, che da un certo punto di vista è più semplice da comprendere. Nella microscopia elettronica noi abbiamo, di quella di cui parleremo oggi, un velo di soluzione che contiene le proteine, le macromolecole, che viene congelato molto rapidamente, ne parleremo dopo. Gli elettroni del microscopio passano attraverso questo campione e danno luogo a delle immagini bidimensionali che, opportunamente elaborate, come dirò più tardi, danno luogo alla struttura tridimensionale della macromolecola. È molto diretto, non ha bisogno, diciamo, l'elaborazione è complessa dal punto di vista computazionale, ma non concettualmente, e oggi come oggi arrivano a risoluzioni di circa 2 angstrom e mezzo, anche meglio in alcuni casi, quindi competitivo con la cristallografia. Nella cristallografia abbiamo uno schema molto simile, abbiamo i raggi X che vanno a colpire, qui ci dovrebbe essere un cristallo che non è ben rappresentato qui, e purtroppo non danno luogo ad un'immagine diretta come succede nel caso della microscopia elettronica, ma danno luogo ad un diagramma di diffrazione che poi deve essere elaborato matematicamente per dar luogo alla struttura della proteina che era presente nel cristallo. La risoluzione può essere molto alta, anche un angstrom, quindi si possono vedere molto bene gli atomi che compongono la proteina, però indubbiamente la proteina deve dar luogo a cristalli. Ecco, parlando della cristallografia a raggi X, qui ho questo diagramma che ne dimostra l'evoluzione, diciamo, dai primi vagiti, in un certo senso, che risalgono all'inizio degli anni 60 del secolo scorso, quando nel 1962 Max Perut e John Kendrick hanno preso il premio Nobel per la struttura della emoglobina e della mioglobina, quindi una proteina di 16 kg Dalton, piccola, e nel giro di 50 anni circa arriviamo nel 2009 al Nobel per Adayonat, Steit e Ramakrishnan per la struttura del ribosoma, che ha 2 milioni e mezzo di peso molecolare, di Dalton di peso molecolare. È tutta un'evoluzione che negli anni, grazie al contributo di migliaia di persone, ha portato a questo grosso progresso che direi è il top che si è raggiunto nell'ambito della cristallografia qualche anno fa. Vedete,
I cristalli di proteina sono dei cristalli da ogni punto di vista, bisogna ottenerli, cioè bisogna partire dai campioni di proteina purificata, ma poi una volta ottenuti sono da ogni punto di vista delle piccole gemme estremamente fragili, ma sono tali e quali. Ci sono avuti grossi progressi nelle tecniche di cristallizzazione attraverso l'applicazione della robotica. Incidentalmente questa era una vecchia immagine del laboratorio qui a Genova, quando ero qui a Genova, di un robot di cristallizzazione che avevo qui a Genova. Non sto a entrare nel dettaglio, ma insomma lavorando e lavorando, anzi lanciando anche di nuovo, quando ero al CBA abbiamo mandato 2 missioni in microgravità sulla Stazione Spaziale Internazionale per tentare di crescere dei cristalli. Potrei commentare sui risultati, ma non abbiamo tempo, ma insomma per dire quanto è importante per la cristallografia ottenere dei cristalli di buona qualità e ordinati. Quindi questi sono stati dei progressi nei nostri laboratori, e poi il grosso progresso che si è avuto nell'ambito della cristallografia, che ha portato a poter affrontare le strutture complesse come i ribosomi, è stato lo sviluppo delle radiazioni dei sincrotroni, che sono degli anelli di accumulazione in cui gli elettroni o i positroni viaggiano a velocità relativistiche, e per tutta una serie di motivi fisici tangenzialmente all'orbita sono emessa radiazione elettromagnetica di altissima intensità, tra cui anche i raggi X. Quindi ognuna di questi raggi che esce seleziona una particolare banda della radiazione elettromagnetica, e su alcune di questi ci sono delle stazioni di cristallografia vera e propria in cui si raccolgono i dati di diffrazione dei cristalli. Quello che mi fa sempre sorridere di tutto questo è che abbiamo, non so, a Grenoble il diametro del sincrotrone, Grenoble è quello che abbiamo usato, che usiamo molto più frequentemente, e il diametro è 800 metri. Quindi immaginatevi di tenere sotto vuoto spinto un anello di accumulazione di 800 metri, l'energia che ci va dentro, eccetera, eccetera. Le beamline, la stazione sperimentale che insomma ha il suo impatto, e qui dentro, dove questo collaboratore sta lavorando, c'è un cristallo di 10 micron che dà luogo al diagramma di diffrazione. Insomma, però diciamo si ottengono degli esperimenti stupendi che si avvalgono anche appunto di nuove tecnologie. Pensate che in alcuni casi su questi sincrotroni che sono in corso di sviluppo la densità di radiazione che si può ottenere, che è anche eccessiva, è superiore alla intensità di radiazione che c'è sulla superficie del Sole, tanto per dire. Cioè, quindi, infatti bisogna attenuare il raggio, se no i cristalli, come mostrato nella prossima diapositiva, possono addirittura volatilizzare in plasma, cioè c'è un'esplosione coulombiana. In realtà ci sono delle tecniche che sono in corso di sviluppo che permettono di acquisire i dati di diffrazione in qualche picosecondo prima che questo episodio di esplosione coulombiana abbia luogo, e quindi diciamo si possa svolgere l'esperimento. Non entro nei dettagli, ma per darvi un'idea, insomma, c'è un sacco di lavoro che ci porta a poter usare cristalli addirittura che si isolano dall'interno della cellula. Spesso all'interno della cellula, nei perossisomi, per esempio, molti enzimi ossidoriduttivi sono sotto forma cristallina, che è una forma di storage delle proteine che li protegge anche dalla denaturazione. Ecco, si può andare a lavorare su campioni di quelle dimensioni lì. E quindi questi processi, quindi cristalli, sincrotroni, diffrazione, esperimenti, eccetera, eccetera, oggi sono molto lineari, hanno portato a questo molto, diciamo, ben definiti, hanno portato allo sviluppo di questo del Protein Data Bank delle dimensioni di cui vi parlavo. Ops, pardon. Ecco, di cosa mi sono occupato? Non posso entrare in tanti, mi piace questo titolo qua, strutture nascoste, che mi è stato assegnato l'anno scorso quando sono andato a fare un seminario. Insomma, è vero, mi sono sempre occupato di andare a vedere delle strutture nascoste. Ve ne cito qualcuna. Una, ecco, e per citare quello che vedremo, uso anche questa illustrazione. Vedete, questa è la struttura di una piccola proteina in cui vediamo quasi tutti gli atomi. Sono stati omessi gli atomi di idrogeno. Quindi vedete in blu gli atomi di azoto, in rosso gli ossigeni, in verde i carboni e così via.
Da qui ovviamente ci si perde, non ci si raccapezza. Allora si può semplificare in questa maniera, tracciando solo il percorso della catena polipeptidica da un amminoacido all'altro, e ancora qui l'occhio perde un pochino l'orientamento, diciamo, e quindi useremo delle immagini di questo tipo in cui il percorso della catena polipeptidica dei vari amminoacidi è indicato appunto da queste fettucce che mostrano per esempio zone molto regolari come le alfa eliche, in questo caso di una piccola mioglobina di cui mi sono occupato. E in effetti appunto proprio quando ero qui a Genova intorno all'anno 2000, dalle analisi genomiche è emerso che proteine che legano l'eme non sono presenti solo, diciamo, nel classico discorso emoglobina, mioglobina, negli animali, eccetera, eccetera, ma sono presenti nelle piante e nei batteri per motivi diversi, e sono presenti in forme molto, sono chiamate emoglobine troncate, perché sono forme, vedete, questa a sinistra è la mioglobina umana, che ha 156, se non sbaglio, 154 amminoacidi, e queste sono versioni che si trovano in paramecion, in un'alga, nel micobatterio della tubercolosi. Sono versioni molto semplificate che presentano però al loro interno dei tunnel in cui possono diffondere piccole specie biatomiche, tipo l'ossigeno ovviamente e l'NO, e diffondere e arrivare fino all'eme. Per esempio nel Mycobacterium tuberculosis questa è una proteina di difesa che serve a svolgere la conversione del NO in nitrato, in modo cioè difende il Mycobacterium tuberculosis dalla continua scarica di specie reattive dell'azoto che vengono prodotte dai macrofagi per combattere il micobatterio. Allora questa proteina converte l'NO in nitrato, che è molto meno dannoso e quindi diciamo difende il micobatterio. Ma ci sono insomma altre situazioni. Abbiamo esplorato tutto questo campo, all'inizio degli anni 2000 eravamo il laboratorio di riferimento per lo studio di tutta questa famiglia che era stata scoperta da poco. Ma sicuramente è più interessante per il discorso che facciamo adesso quello che abbiamo realizzato nell'ambito della ricerca e dello sviluppo di farmaci, che è quello che ci ha guidato circa dal 2005 in poi. Perché ricerca di farmaci? Perché ce n'è un gran bisogno, diciamo, e la conoscenza della struttura tridimensionale delle proteine è un criterio unico e razionale per sviluppare appunto farmaci molto mirati e ottimizzare. Mentre preparavo, mi scusate, io avevo delle diapositive in inglese, insomma le ho messe, non sono stato a tradurle tutte, ma le vediamo una per una. Mentre mettevo assieme queste diapositive l'altro giorno, ho trovato questa diapositiva che è del 2014, che mi ha colpito, che avevo scritto nel 2014, che mi ha colpito particolarmente, perché dice che allora si diceva che negli ultimi 25 anni sono state trovate 35 malattie infettive che includevano a quei tempi l'AIDS, diciamo, Ebola, la SARS, West Nile virus e altre circa 90 infezioni umane che hanno a che fare con la trasmissione da parte di volatili, diciamo, eccetera. Questo lo dicevano nel 2014, dicendo mai nella storia umana si sono visti così tanti malattie infettive emergere in un periodo così breve di tempo, e 5 anni dopo ce ne siamo accorti drammaticamente. Quindi la necessità di antivirali era chiara allora. A quei tempi eravamo in un progetto dell'Unione Europea per la ricerca di farmaci antivirali, e con un paio di diapositive vi spiego qual è il criterio. Noi ci siamo occupati di flavivirus e in particolare non solo, ma insomma della RNA polimerasi RNA dipendente, cioè una enzima del virus che è essenziale per la replicazione del virus, perché andando a bloccare questo enzima chiaramente la replicazione virale si blocca e l'infezione ovviamente è debellata. Allora, andando a studiare la struttura tridimensionale di queste RNA polimerasi, di cui vedete una rappresentazione
espressa in volume, insomma, con la superficie molecolare colorata anche per l'elettrostatica. Azzurro sono le zone a cariche positive, rosso quelle negative, bianco quelle idrofobiche. Si può andare a progettare delle molecole che si leghino particolarmente bene in alcune zone chiave della proteina, come per esempio in questo caso qui, che è lo stesso della diapositiva precedente. Vedete, questo è l'enzima, qui sarebbe la doppia elica dell'RNA che viene prodotta. Questo canale che vedete qui è l'accesso dei nucleotidi trifosfato che servono alla polimerasi per produrre l'RNA. D'accordo? Quindi se noi andiamo a mettere una molecola, un farmaco che blocca questo canale d'accesso, l'RNA polimerasi come dire, rimane a digiuno, non può avere accesso. E quindi che cosa abbiamo fatto con la cristallografia? Abbiamo studiato non solo la struttura dell'enzima, ma anche la struttura dell'enzima in presenza di molecole diverse che legano e mappano questi siti di legame. È tutta una tecnologia che riguarda sia, per esempio, lo screenaggio di vecchi farmaci che possono essere riposizionati e se ne trovano, il che ha dei enormi vantaggi poi se si deve andare in produzione, ma anche piccoli frammenti di questi vecchi farmaci che possono andare a mappare zone diverse del sito che noi vogliamo bloccare. Poi i chimici possono arrangiarsi a collegare questi frammenti e a dare luogo a disegnare delle nuove molecole che bloccano l'attività dell'RNA polimerasi. È un discorso lungo perché poi si ha a che fare con le aziende, insomma, con la brevettazione, però insomma, abbiamo avuto alcune soddisfazioni anche se non abbiamo salvato l'umanità. Però per esempio durante la pandemia un nostro piccolo e ignoto lavoro pubblicato in quegli anni lì è diventato uno dei principali citati perché avevamo riposizionato un vecchio farmaco che l'ivermectina, che era un farmaco che era stato anche rilasciato, era un brevetto della Merck che era stato rilasciato perché, per motivi umanitari, perché era attivo contro un parassita che porta alla river blindness, una malattia che colpisce, diciamo, soprattutto i bambini nei paesi africani. Ecco, l'ivermectina ha dimostrato delle attività, diciamo, anche contro il coronavirus e quindi, vabbè, non abbiamo salvato l'umanità, però insomma questo lavoro sconosciuto è stato ipercitato, credo che abbia preso 500 citazioni in un anno o cose di questo genere. E così via. Ecco, ma naturalmente ci sono anche altri approcci per curare, per prevenire, diciamo, le malattie e c'è anche il discorso dei vaccini, perché di nuovo, conoscendo la struttura tridimensionale delle proteine, in questo caso degli antigeni, o meglio addirittura degli epitopi che caratterizzano, diciamo, un determinato patogeno, è possibile arrivare a proporre, diciamo, dei vaccini con criteri completamente nuovi e di facile produzione. Naturalmente la vaccinologia parte da Pasteur, in cui diceva troviamo l'organismo che causa diciamo, l'infezione, la malattia, lo isoliamo, lo inattiviamo e lo iniettiamo in varie maniere, o ucciso, attenuato, oppure addirittura in tempi successivi esprimendo alcuni frammenti, diciamo, degli antigeni principali. E si era arrivato, Rappuoli all'inizio degli anni 2000, insomma, aveva proposto il metodo della reverse vaccinology, per cui partendo dal genoma di un determinato patogeno, con metodi computazionali si potevano identificare potenziali antigeni. Questi potenziali antigeni venivano preparati, venivano espressi, prodotti in forma ricombinante e poi venivano provati uno dopo l'altro fino a trovare qualcuno che fosse attivo per la preparazione del vaccino. Era già un passo avanti notevole, perché contro i 5-10 anni che erano necessari per lo sviluppo di un vaccino con i metodi classici, qui si parla di 1 o 2 anni per arrivare a un vaccino attivo. Ecco, aggiungendo a questo discorso della vaccinologia inversa il discorso della biologia strutturale, si può semplificare notevolmente il processo e ottenere dei prodotti, diciamo,
per la preparazione dei vaccini che possono essere più stabili, più adatti alla preparazione industriale e anche da un certo punto di vista probabilmente più protettivi. Ve lo mostro con questa diapositiva. Allora, si era visto che diversi ceppi di streptococchi avevano come antigene principale questa proteina e in particolare gli epitopi che venivano riconosciuti erano sempre in questa zona della proteina, questo dominio D3, che presenta delle mutazioni, diciamo, da uno strain all'altro di streptococco. Ok, allora che cosa si è fatto? Si è considerato di esprimere in vitro esclusivamente questo dominio e ognuno di questi domini che vedete qui è lo stesso, ma riguarda un ceppo di streptococco diverso. E questi domini sono attaccati tra di loro da un piccolo tetrapeptide che permette di collegarli in un'unica poliproteina che vedete contiene sei antigeni, diciamo. E questo in collaborazione con Rappuoli, Grandi e collaboratori a Siena, e in realtà è risultato un antigene protettivo nei confronti di una serie di streptococchi che sono normalmente patogeni, per esempio in condizioni nosocomiali. Quindi un discorso che ha semplificato molto la questione. Non si tratta di esprimere e produrre una proteina intera, ma solo la parte che veramente ci interessa, e produrre un qualche cosa che è neutralizzante su un ampio spettro. Abbiamo, forse adesso qui accelero un pochino, ci siamo occupati anche di un'altra malattia, anche questo in un progetto europeo che è legata all'infezione di Burkholderia pseudomallei, la melioidosi, che è una malattia che negletta, che colpisce le fasce tropicali del mondo. Vi faccio vedere solo una diapositiva. Adesso viene, insomma, è una malattia che viene spesso confusa come tubercolosi e letale nel 60% dei casi, soprattutto in questi paesi, eccetera. E qui abbiamo studiato una trentina di antigeni, diciamo, di Burkholderia, e da questi, attraverso metodi computazionali, abbiamo tirato fuori una serie di piccoli frammenti proteici che contenevano i principali epitopi. E anche qui, andando a creare quindi dei vaccini basati su frammenti di proteina piccoli, stabili, facilmente producibili e sicuramente immunogenici, abbiamo ottenuto dei risultati piuttosto interessanti, diciamo, piuttosto interessanti in vitro. Ovviamente lo sviluppo in vivo non è in vitro su modelli animali, lo sviluppo sulla popolazione non è ancora stato realizzato. Ecco, adesso cambio marcia e vi parlo della microscopia elettronica, perché che cosa lo possiamo vedere da questa diapositiva? Vedete, nel 1959 Richard Feynman, premio Nobel, grande fisico, personaggio eclettico, aveva detto che nel 59 che dice: sfortunatamente gli attuali microscopi elettronici osservano su una scala troppo approssimata. A quei tempi lì non si parlava neanche di mettere dei campioni, diciamo, di subcellulari sotto un microscopio elettronico. Se il microscopio fosse 100 volte più potente, molte domande della biologia troverebbero risposte più facili e immediate. E questo in realtà è successo perché dal 2015 alcuni lavori che sono usciti su Nature, su altre riviste, hanno messo in evidenza, e poi come è stato anche premiato nel 2017 al premio Nobel a questi tre signori, sono state messe a punto delle tecnologie che permettono di applicare la microscopia elettronica ad altissima risoluzione anche a livello molecolare. E queste tecnologie rispondono a due criteri sostanzialmente. Allora, da un lato, capite, il pennello di elettroni, se io ho una soluzione con delle proteine, il pennello di elettroni ha un'energia sostanziale, il danno da radiazione sui campioni biologici è presente, diciamo, è presente in maniera preoccupante. Allora, da un lato sono state messe a punto delle tecnologie di criocongelamento, cioè quindi di esposizione delle molecole proteiche a temperature dell'azoto liquido.
limitando il danno da radiazione per motivi che eventualmente vi posso spiegare. Dall'altro sono stati sviluppati dei detectors che hanno una sensibilità enorme. Cioè, questi detector che usiamo adesso raccolgono qualcosa tipo un elettrone per secondo per Angstrom quadrato, cioè quindi raccolgono si lavora con delle dosi, direi omeopatiche di elettroni che danneggiano, che inducono un danno da radiazione molto, molto, molto limitato al campione, e quindi si è sviluppata questa nuova tecnologia che viene chiamata Single Particle Cryo-EM, che qui viene illustrata. Vedete una soluzione, questa è una soluzione di particelle di proteosoma, le vedete? Che cosa fa? Noi abbiamo la nostra soluzione, una goccia di soluzione, sono 3 microlitri, vengono depositati su una griglia di rame, di oro, insomma una griglia conduttrice. L'eccesso di soluzione viene rimosso rapidamente in questo strumento che lavora sotto umidità controllata. Vedete, se facciamo proprio un blotting viene rimosso l'eccesso e poi la griglia viene rapidamente immersa in etano liquido in modo tale da vitrificare l'acqua, evitare che si formi del ghiaccio cristallino. Ecco, viene congelata, e poi da lì in poi si lavora in condizioni criogeniche, e quindi quella che era la soluzione diventa un sottile strato, sono 30-40 nanometri di spessore, un sottile strato, forse anche 50, sottile strato congelato in cui abbiamo le molecole, in questo caso di proteosoma, bloccate in varie direzioni. Si passa sotto il microscopio elettronico e si raccolgono. Ecco, per esempio, qui ci sono 3 orientazioni diverse, arrivano gli elettroni e mi danno 3 proiezioni diverse della macromolecola che io raccolgo su questo detector con un danno da radiazione veramente minimo. E quindi di queste proiezioni ne raccolgo migliaia, decine di migliaia, se non centinaia di migliaia. Ecco, questa è una tipica immagine molto bella, devo dire, non sempre sono così, insomma, del proteosoma, e dall'analisi di queste orientazioni che vengono tutte riconosciute, adesso si vedrà che tutte le molecole che hanno la stessa orientazione vengono portate ad una comune orientazione, e ecco, le vedete qui sommate in modo tale da aumentare il rapporto tra il segnale e il rumore. Adesso si vedrà la somma. E come queste io ho tante altre orientazioni, ho una specie di tomografia della mia macromolecola che messe assieme mi permettono di arrivare alla ricostruzione tridimensionale del nostro oggetto, che adesso qui è indicato, non è stato costruito ancora il modello, ma c'è la densità, insomma, vedete ci sono queste zone qui, queste sono tutte alfa eliche che costituiscono chiaramente, insomma, da cui si può procedere. Ok, ecco, qui si vede il fitting finale. Allora, usando questo strumento che abbiamo installato a fine del 2017, ci siamo occupati di vari progetti. Per esempio, questo è uno strumento che si presta particolarmente bene allo studio delle proteine di membrana, perché le proteine di membrana possono essere isolate con la loro ciambellina di tensioattivi, diciamo, di molecole che ne permettono la solubilizzazione, e in collaborazione con Anna Moroni a Milano abbiamo studiato, e Dario Di Francesco, il canale cardiaco HCN4, che è un canale controllato da nucleotidi ciclici, che è essenzialmente il canale pacemaker del cuore, ed è il target principale dell'ivabradina, che è il principale farmaco per il controllo della tachicardia, tanto per dire. Quindi adesso qui vedete solo la struttura del canale, l'ivabradina si lega dentro, non vi mostro tutta la storia, ma insomma è stato veramente l'uso della microscopia elettronica è stato fondamentale per poter portare a termine questo, e ovviamente capire, questo è uno studio ancora in corso, come ottimizzare eventualmente questo farmaco per renderlo ancora più specifico. Naturalmente durante la pandemia siamo stati contattati da company che erano interessate alla spike, alla proteina spike, quindi il recettore per, scusate, la proteina del coronavirus 2 che si lega
al recettore ACE2 e che quindi va bloccata per evitare l'entrata del virus in cellula, e Alpha Sigma aveva sviluppato degli anticorpi monoclonali a singola catena molto interessanti, sarebbero stati dei farmaci se la pandemia non fosse finita, e noi abbiamo studiato i complessi di spike con appunto questi anticorpi monoclonali, ripeto, molto interessanti. Vi parlerò un pochino più in dettaglio di uno studio che si può compiere, diciamo, in cui la microscopia elettronica ha dato un contributo fondamentale che riguarda i precipitati amiloidi. Come sapete, l'amiloide è una aggregazione di materiale proteico sotto forma di fibrille che succede per un certo numero di proteine. Sono note per esempio una cinquantina di malattie umane che sono legate a questo processo, in cui una proteina normalmente globulare, per esempio un anticorpo di cui parleremo adesso, per una serie di motivi si srotola, si apre, si misfolda e dà luogo a delle strutture beta che si aggregano tra di loro e danno luogo a queste fibrille amiloidi che sono presenti in grosse quantità. Sono fibrille che si estendono addirittura per dei micron, che sono caratteristiche di malattie neurodegenerative tipo l'Alzheimer, tanto per dire Parkinson, ma come dico ce n'è una cinquantina di malattie umane. Allora, in collaborazione con Giampaolo Merlini del Policlinico San Matteo di Pavia, che è un esperto mondiale, diciamo, nei casi dell'amiloidosi, ci siamo occupati di amiloidosi sistemiche dovute alla, quindi non neurodegenerative in questo caso, ma dovute a immunoglobuline che per una serie di motivi associati a malattie e mutazioni si depositano selettivamente nel cuore e nei reni e possono portare addirittura al decesso per un accumulo eccessivo di questi precipitati amiloidi. E siccome in microscopia elettronica si riesce a lavorare con delle quantità bassissime di campione, abbiamo potuto lavorare su campioni bioptici di pazienti che soffrono della malattia, bioptici o del cuore o del rene. Quindi sono stati isolati, adesso non entro nei dettagli, queste sono analisi di microscopia ottica, immunogold labeling, diciamo, eccetera, e si è arrivati a ottenere queste immagini che vedete in negative staining in microscopia elettronica, in cui si vedono già le fibrille isolate dal cuore di questo paziente, che poi studiate più in dettaglio con le tecniche di microscopia elettronica di cui vi parlavo prima, mostrano la loro struttura regolare, hanno una struttura elicoidale che si estende molto a lungo e che possiamo studiare in dettaglio, diciamo, andando a vedere la composizione della fibrilla in sezione, lo vedete, trasversale, in sezione allungata, e come in questo caso l'immunoglobulina, una catena leggera di immunoglobulina, si aggrega strato dopo strato per dare luogo a questo materiale che poi nel caso specifico arriva a centinaia di grammi nel cuore e rende il cuore praticamente non più funzionale dal punto di vista meccanico. Nel caso delle malattie neurodegenerative il discorso è ancora più complesso, diciamo, però il prodotto finale è esattamente questo. Non entro nei dettagli, però insomma vedete strato dopo strato come questa struttura si estenda praticamente all'infinito, sia in una direzione che nell'altra, perché è sempre stabilizzata da legami idrogeno che si formano tra un filamento e l'altro e che vanno su e giù all'infinito praticamente. La cosa veramente incredibile è che questa, vedete, è la struttura tridimensionale di uno dei domini della catena leggera di questa immunoglobulina. Una volta che si apre, si srotola e si rimette e si riaggrega nella fibrilla, ha questo andamento qui. C'è proprio due facce, diciamo, di una proteina che in questo caso qui ha una funzione biologica difensiva estremamente importante, e in questa è patologica. Non entro di nuovo nei dettagli, se non per dire che recentemente dallo stesso paziente hanno isolato le fibrille renali e anche qui vedete varie immagini, e quello che è stato interessante, che non era del tutto scontato, perché in alcuni casi non è così, è che per questo paziente
l'immunoglobulina dà esattamente luogo allo stesso tipo di fibrilla. Vedete qui i colori verdi e viola che rappresentano il rene e il cuore, dà esattamente lo stesso tipo di fibrilla, sia che venga depositata nel cuore che nel rene, dove i due ambienti, diciamo, chimico-fisici sono completamente diversi e avrebbero potuto dar luogo a aspetti molto diversi. Quindi anche qui malattie nuove, malattie in forte crescita, sono malattie dell'età avanzata in molti casi, data l'aumentare dell'età media della popolazione, e questa tecnologia è della criomicroscopia elettronica è di una potenza veramente eccezionale. La cristallografia non morirà, sicuramente. Io prima di chiudere voglio raccontare molti collaboratori negli anni che hanno aiutato. Marco Nardini era con me qui e Alessandra Pesce erano con me qui a Genova, poi Marco è venuto a Milano, Domenico Bordo era con me qui a Genova e è rimasto un po' nel campo, insomma altri sono personaggi che si sono associati prima o dopo, insomma, ma senza di loro nulla sarebbe stato possibile. Non ho citato questo che vedete, è una struttura di criomicroscopia elettronica del nucleosoma, in cui si vede nettamente all'esterno in grigio chiaro e scuro la doppia elica di DNA e le proteine istoniche in colore nel cuore. Anche lì abbiamo delle immagini estremamente interessanti. La cristallografia, dicevo, non morirà, assume un'altra dimensione, continua a produrre, continuiamo anche noi a fare esami e analisi cristallografiche, però appunto vedo nella criomicroscopia elettronica un grosso futuro. Tenete presente che io ovviamente mi spiace che insomma non sarò lì a giocare con queste cose, ma secondo me fra 5 anni si faranno con criomicroscopia elettronica, o meglio con criotomografia elettronica, si faranno le strutture delle proteine, dei complessi proteici in 3 dimensioni all'interno della cellula, cioè nel loro ambiente naturale. Quindi tutti i discorsi riduzionistici su cui siamo, scusate, nati tutti noi più o meno, ecco, verranno messi a tacere. Insomma, vederlo all'interno della cellula è una cosa spettacolare. Insomma. Quindi, ma anche tutti i grossi complessi, dal microtubulo al, pensate voi quello che volete, il nucleosoma, eccetera, i complessi, l'esosoma, insomma, cioè, li vedremo mentre sono in atto. Con questo io vi ringrazio, spero di non essere andato troppo in lungo e niente. Grazie mille Martino, molto interessante anche le prospettive future di queste nuove metodi di biocristallografia. Ci sono domande? Tanto sentiamo se c'è qualcuno che ha chiarimenti, ha bisogno di chiarimenti. Sei stato troppo chiaro. Rispetto alla risonanza magnetica. Sì, guarda, il confronto è molto complicato. Io poi oltre che avvelenato con l'NMR, quindi non dovrei parlare. No, il confronto è molto complicato perché la risonanza magnetica ha dei limiti di dimensione, cioè è molto difficile per gli studi di strutture tridimensionali andare, diciamo, oltre 50.000 di peso molecolare, mentre queste due tecniche non c'è limite. Inoltre, diciamo, spesso la polemica nasce da questo. Allora, in risonanza magnetica nucleare tu raccogli un certo numero di dati. Questo numero di dati che raccogli è basso rispetto al numero di parametri che devi determinare, come se avessi un sistema di equazioni con n incognite e le conosciute, diciamo, sono n-x, diciamo, quindi non è risolvibile. Allora, gli NMRisti dicono, certo, non abbiamo tutti questi dati osservazionali perché le proteine sono dinamiche e quindi si muovono e i dati ci mancano. Quindi tu quando risolvi una struttura NMR
non ne risolvi una, ne risolvi 30 o 40 contemporaneamente, perché molte parti della proteina possono avere diverse posizioni compatibili con i dati che mancano. Allora, va bene, è vero che si lavora in soluzione, però insomma ci sono delle limitazioni, ecco, per carità, oltre al fatto che insomma gli strumenti di punta oggi, uno strumento di punta NMR oggi da 1 giga Tesla, no scusa, 1 gigahertz di frequenza, e costa più di 10 milioni di euro e funziona a elio liquido, che ti fa fuori 30-40 litri di elio liquido al giorno. Insomma, sì, in Italia ce n'è uno. Poi, ripeto, per tanti piccoli studi, per esempio legami di farmaci e piccole proteine, va benissimo, anche molto veloce, assolutamente. Però, come dico, io sono prevenuto. È una vita che combatto con gli NMRisti. Ci sono altre domande? A fianco a studi di questo tipo, oggi si parla molto di disegnare molecole, design. Sì. Sono, diciamo, possono insieme dare ulteriori risultati guarda, o sono allora, campi diversi? Ovviamente 2 anni fa, quando è uscito questo algoritmo che si chiama AlphaFold, che è basato su machine learning, eccetera, che è potentissimo, veramente potentissimo, io e i miei colleghi ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, vabbè, andiamo in pensione. Allora, no, è potentissimo ed è un grandissimo aiuto alla biologia strutturale, perché, per esempio, quando arrivi con la microscopia elettronica, ma anche con la cristallografia, ad avere queste mappe di densità elettronica, se AlphaFold ti dà già un fold della proteina, una struttura approssimata della proteina da mettergli dentro, risparmi settimane e settimane di lavoro. Poi anche per chi lavora nell'industria farmaceutica, avere dei modelli di proteine non ancora cristallizzate, non ancora studiate, che sono piuttosto affidabili significa molto, perché tu puoi fare lo screening di 1 milione di farmaci in silico, ci metti magari una settimana di calcolo, però da 1 milione di molecole te ne saltano fuori 7-8 che puoi sviluppare. Possono essere... Quindi gli aspetti computazionali e di intelligenza artificiale sono veramente notevoli. Anzi, io potrei dire, ne parlavo con una che lavora a Microsoft nel campo della intelligenza artificiale, i successi che il machine learning ha avuto nel campo della previsione della struttura delle proteine sono tra i più grandi successi dell'intelligenza artificiale, fatto salvo le applicazioni militari di cui non sappiamo niente, e non vogliamo sapere niente. Ma è stato un successo veramente incredibile. E la cosa che mi fa accapponare un po' la pelle sempre è che tu gli dici: questa è la sequenza della mia proteina, dopo un'ora ti arriva la struttura tridimensionale che è giusta e non sai perché. E non sai perché, non sai perché non si sai bene queste reti neurali che giri lui abbia fatto, dove quali processi abbia subito. Sì, non lo sa nessuno neanche, però è così. Però lo fa in tempi rapidi e quindi permette di screenare. Quindi sono abbastanza complementari. Assolutamente. Guarda, come dico, al di là della competizione, è un progresso Guardate, lasciatemi fare una battuta. Quando ero uno studente, eccetera, io pensavo che c'erano 2 cose che non avrei visto nella mia vita realizzate. Allora, uno era la predizione della struttura tridimensionale di una proteina basata sulla sequenza, perché seguivo tutti i progressi e proprio non ci arrivavano mai, e ci sono arrivati. La seconda è trovare la vita su un altro pianeta, e sto aspettando di un microorganismo, magari, dai, un frammentino di DNA. Ma sì, qualche dai, cosina trovano. Scaviamo un po' su Marte e lo troviamo. Bene. Quello è un altro discorso.
Sì, ma c'è poco ossigeno. Marte ha lo 0,1% di ossigeno nell'atmosfera. Sì. Comunque la possibilità di trovare nuove macromolecole attive biologicamente è Assolutamente. estremamente Sì. importante anche per noi, senza andare su Marte. La progettazione, soprattutto la ricerca diretta verso la produzione di nuovi farmaci è in una fase esplosiva, veramente esplosiva. Cioè, quindi è un bel momento se non ci fossero altre preoccupazioni. Sì. Comunque bisogna dire che c'è stata una bella cavalcata nel tempo, partendo dalla difrattometria raggi X, Perutz, struttura del DNA, della molecola, e arriviamo a metodologie che ci permettono di vedere in vivo queste molecole. Questi strumenti sono estremamente importanti. Spettacolari proprio, spettacolari. Veramente. Sì? Prego. Volevo chiedere, sono risultati sorprendenti anche per i profani e danno molta speranza. E sono risultati ottenuti, diciamo, da strutture pubbliche, no? Direi. Sì. Quindi, diciamo, è corretto che poi l'industria farmaceutica, utilizzando questi risultati ottenuti dal pubblico, faccia il suo lavoro, però abbia degli utili che non vanno a compensare il lavoro fatto da altri. Dunque, allora il discorso è un po' complesso. Io vi ho mostrato dei risultati appunto di ricerca pubblica. Ovviamente l'industria farmaceutica fa anche la ricerca privata. Fa ricerca privata, magari accede a questi centri, a queste grosse strumentazioni, ma paga profumatamente. Ecco, tanto per dire, adesso non mi ricordo a Grenoble, a sincrotrone, ma sono alcune migliaia di euro all'ora, diciamo, per accedere sì, che per loro è poco, insomma. Sì, costa di più l'elicottero probabilmente. Sicuramente, ecco, per esempio, accedere ad AlphaFold, a questi algoritmi, diciamo, di previsione, è uno strumento che discende da 60-70 anni di ricerca pubblica, però anche lì per accedere pagano. Poi quale sia il prezzo giusto non lo so. Ecco. D'altro canto poi, insomma, se un farmaco attivo ritorna in circolazione, ben venga, insomma. Non saprei andare molto più in dettaglio, ecco, però appunto è un problema che è anche vero che la Big Pharma ha un sacco di soldi, quindi può disegnare, studiare molecole, un numero altissimo in tempi brevissimi, e trovare poi quello che però dà un tornaconto economico all'industria. Sicuramente, diciamo, le cifre di cui si parlava solo 10 anni fa per lo sviluppo di un farmaco, oggi secondo me si sono ridotte, ma meno del 50%, ma molto meno, forse al 10% di quello che costava 10 anni fa. I tempi sono cambiati e anche, esatto, il numero degli esperimenti anche virtuali che puoi fare è enorme. Quindi... Bene. Se non ci sono altre domande, ringraziamo il professor Bolognesi per questa interessante conferenza. Lo ringraziamo per essere venuto qua a fare questa relazione spostandosi in una giornata un po' difficile perché con sciopero qua. Speriamo di averti nuovamente, prossimamente, nel prossimo futuro. Grazie tante, grazie Martino.